Il nostro prossimo ospite invece è un cantante, un compositore, pensate, italo-argentino, così innamorato del nostro paese da essersi trasferito a Napoli. È un artista che spicca non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua simpatia. È collegato con noi Diego Moreno. Buongiorno Diego. Buongiorno, come stai? Come state? Un caro saluto al maestro Palatresi. Ciao Diego, ben Come trovato. stai, maestro? Bene, Grazie, è Come sempre una vi gioia rivederti. conoscete? sì, ci conosciamo, Hai sì, sì. capito, ma chi non conosce il maestro Palatresi oggettivamente? È conosciuto in tutto Chi il non lo mondo. conosce? Senti Diego, ma dove ti trovi in questo momento? A Napoli? In questo momento sto in viaggio verso la Versilia, dove faremo un omaggio al maestro Fred Bongusto, col quale io ho camminato per oltre 15 anni, per cui faremo appunto alla Versiliana un bellissimo e dovuto omaggio. Ci sarà anche Mario Biondi e ci sarò io, che per 20 anni ho accompagnato parallelamente alla mia carriera solista Fred, anche a Buenos Aires, nel Teatro Coliseo, nel Teatro Opera, in Uruguay, nel Conrad del Punta del Este. Insomma, un bellissimo e sentitissimo omaggio al maestro Fred Bongusto. Che meraviglia. Senti, io vorrei sapere come nasce non solamente la tua passione per la musica, ma anche per l'Italia, tanto da aver voluto trasferirti qui, esserti voluto trasferire in Italia. Come mai? Sì, diciamo che anche che per noi che giriamo un po' il mondo siamo un po' cittadini del mondo, come sempre si suol dire, però l'Italia per me è anche la terra. Sai, Ivano Fossati ha scritto Italiani d'Argentina, io sono un italiano d'Argentina, anche se di terza generazione. La mia città si chiama Mar del Plata, voi tutti sicuramente la conoscete, è bellissima, io amo, e lì se tu passi camminando per le strade e parlando in italiano ti fermano dopo 30 secondi e ti iniziano a raccontare queste storie di andata e ritorno. Per cui i miei andata fu nel 1882, i miei bisnonni venivano appunto dalla Garfagnana e da Trani, quindi mi sento molto l'unità d'Italia. Poi l'amore per la musica, chi ama poi la melodia non può che amare la melodia italiana per eccellenza, e poi passato da Napoli mi hanno adottato. Poi pensa a te, un bel po' di anni fa sono arrivato, ho detto mi chiamo Diego, sono argentino, il caffè era pagato, per cui ho per forza dovuto rimanere una ventina d'anni lì, da quelle parti. Per cui Acclamato mi da sento subito. un napoletano d'adozione, sì, bravo. Mi sento un portatore sano di napoletanità, lo dico con amore e rispetto per questa immensa cultura che è appunto la cultura partenopea, che fa parte dell'eccellenza italiana nel mondo. Ma infatti tu sei conosciuto dal pubblico proprio per aver dato vita a questo linguaggio musicale molto particolare, che unisce un po' quello che è il ritmo latino del Sud America alla musica popolare napoletana. Come sei riuscito E così nasce Tango Scunnizzo, pensa a te, un progetto che voglio portare, che compie 11 anni proprio in questo anno, e che vorrei portare per esempio a New York, perché trovo che sia un progetto internazionale. È un azzardo, ma è un azzardo che mi ha ripagato con ben 2 premi, uno il premio Nicolardi e un altro il premio Masaniello. Quindi io sono orgogliosamente fiero di questo progetto che lega. L'ho fatto con un'orchestra di tango importante in Argentina. All'epoca anche i maestri che all'epoca a Buenos Aires suonavano e suonano, quelli che suonano il tango seriamente, dicono mangiano pane e tango, non fanno altro. E quando io ho portato melodie quali Voce Notte o Tossina Cosa Grande con questo arrangiamento di tango, devo dirti che loro si sono emozionati per primi, perché sembrava una stessa ispirazione, e lo è. C'è un ponte che esiste da sempre tra l'Italia e l'Argentina, non scopro niente di nuovo, ma io personalmente mi sento proprio un ponte, mi piace molto questa parola. Figurati, io non vedo l'ora di andare in Argentina. Tu sei venuto in Italia, io vorrei andare in Argentina. Vabbè, insomma, ci scambiamo. Bienvenida. Assolutamente. Senti, tu sei l'autore di una colonna sonora portante di una delle serie televisive più amate nel mondo, che è La Casa di Carta, in cui si ascolta Bella Ciao, è una versione in qualche modo rivisitata in spagnolo della nostra celebre canzone. Ecco, come mai hai voluto fare questa
questa rivisitazione? Ma Cos'è che ti ha spinto a realizzare questa versione? È nato da un progetto molto bello che nella sua totalità si chiamava Venceremos e racchiudeva canzoni latinoamericane e solo latinoamericane dedicate alle varie rivoluzioni. Sto parlando di Inti Illimani, Violeta Parra, Héctor Puebla, quindi firme importanti della canzone impegnata. In quel momento, 15 anni fa, il mio produttore Roy Tarrant mi ha detto: sei libero di scegliere 4 brani, e io ho scelto di scrivere e mettere mano a un brano importante di cui porto tantissimo rispetto per storia e per musicalità che ho sempre amato, che è appunto Bella Ciao. Pensa che la SIA e il maestro Palatresi può credo coincidere con me, mi ha dato qualche premio in qualche modo, perché mi ha riconosciuto l'autoria, sono autore di questa versione unica in spagnolo che se vuoi ti sì, accenno. Visto che hai la chitarra in mano, con molto piacere. La chitarra conmigo, Iván. Dice esta mañana me he levantado, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo, que mi sento di morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, tu me debes seppellire, oh bella ciao. 40 milioni di visualizzazioni, dico milioni di visualizzazioni su YouTube, ma tu te l'aspettavi tutto questo riscontro, questo successo? No, non sarei... No, né con la più fiorita immaginazione non avrei mai immaginato che 40 milioni è una cifra, e vi posso dire che questa, ve la racconto in sintesi, 15 anni fa, tu dici perché ne stiamo parlando nel 2020? Proprio perché questi 40 milioni di visualizzazioni sono stati, come dice Giovanotti, viva la libertà, nel modo più libero assoluto, cioè chiunque l'abbia preso, addirittura ci sono fotografie della faccia di Manu Chao, che è un artista riconosciuto in tutto il mondo, dove però la versione è quella mia, e ha fatto per esempio 15 da sola, 15 milioni, per cui hanno scelto proprio me, cioè il mio modo di cantarlo. 40 milioni è un paese. Io sono grato a loro. Allora nel 2020 dovevamo dare un attimo un punto di dire Wagyu, siamo stati noi, ragazzi, sto qui. E quindi abbiamo plasmato in un video che vi invito a vedere sul nostro canale YouTube, che è molto facile da accedere, anzi iscrivetevi lì e vedete questo video che abbiamo provato a essere poetici, perché raccontiamo sì di un brano storico importantissimo per tutta l'Italia, ma è, come dico io, è un emblema di libertà, e tutti i paesi al di fuori dell'Italia lo hanno adoperato. Io credo in un modo sano, perché bisogna sempre, io dico, educarci ed educare alla libertà. Per cui questo video vuole essere quello, raccontare che noi 15 anni fa quindi abbiamo influenzato un bel po' di gente. Infatti questo brano forse anche, anzi sicuramente grazie al tuo contributo, è diventato veramente famoso in tutto il mondo. Adesso voglio parlare di un altro brano, perché a giugno è uscito il tuo nuovo singolo dal titolo Sogno, Sofia sul divano. Che è una canzone estiva dal ritmo coinvolgente. Allora guardiamo un estratto del video e poi ne parliamo assieme. Sogno luce in una stanza buia, so pensare in prima classe e sul retroscena ci sarà quel rosso in bilico sulla tua scollatura, le tue labbra e il tuo rossetto, indovina chi le sfiorerà.
baciare la luna e cercare fortuna che faccia che fa. Sogno, sogno toccare con mano, andare lontano, si parte, si va. Sogno, sogno baciare la luna e cercare fortuna, ma lei se ne va. Sogno, sogno toccare con mano, andare lontano, lontano da qua. Diego, noto con piacere che ti piace molto questo colore giallino. Giallo Titti. No, sì, ho fatto, come si dice adesso, un outfit molto particolare, però dai, ci stava. È un Siamo già brano- in sintonia io e te, neanche farla apposta. Benissimo, io sono felice di ciò e poi sognare proprio davvero aiuta a vivere, bisogna combattere per i sogni, quantomeno provarci, no? È un invito a vivere nel miglior modo possibile. Sono tempi così complessi, così difficili che almeno una boccata d'aria così, non voglio dire d'ottimismo che pare anche scontato, ma quantomeno provarci. Assolutamente. Senti, ma ci stavamo chiedendo, questa Sofia esiste veramente? Che sogni sul Ma divano? è la Sofia nazionale, guarda, nello stratto che avete mandato è proprio quello, perché abbiamo fatto, direbbe James Senesi, una provocazione, cioè nel senso era semplicemente l'iconografia della bellezza assoluta. Io che ho vissuto appunto, sono un napoletano d'adozione, ma direi un flegreo d'adozione, perché ho vissuto a Pozzuoli per quasi 20 anni, che è la terra della Sofia, quindi è quel quadro, quel bianco e nero, quella fotografia meravigliosa, lei lo è e lo sarà sempre, che abbiamo voluto mettere in un posto un po' surreale, quindi è lì che si svela l'arcano, perciò Sofia sul divano, ma in realtà è appunto sogno corteggiare la fortuna, sogno luce in una stanza buia. Anche le donne vanno corteggiate. Soprattutto le donne. Bravo Diego. Insomma, un brano caldo e pieno di ottimismo. Io ti ringrazio molto per essere stato il nostro ospite. Quando vorrai e se potrai venire qui in studio Ne da sarò. noi a Saxa Rubra sarà veramente un grande piacere e vi Facciamo un incontrerete, duetto. esatto, col Ne maestro. sarò felice, maestro, grazie. Ti aspettiamo, Ne sarò allora. felice. Grazie a Con Diego piacere, Moreno. con piacere. In bocca al lupo per tutto. Abbraccio. Ciao. Vi aspetto o in Italia o a Mar del Plata in Argentina. Ciao, viva il Ottimo. lupo. Speriamo